In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Bene, allora, anche questa settimana, come la scorsa e come insomma le prossime, come avevo già anticipato, sono ed è una settimana ricca di notizie che vi andrò, a raccontare e quindi direi di non dilungarci, di molto e di iniziare, subito. Vi inizio già a preannunciare che, dopo insomma la prima parte aprirò alle telefonate e ricorderò insomma i numeri con cui contattarci, quindi insomma state all'occhio e allerta se, uno dei temi, di cui vi inizio a parlare o insomma di cui vi parlerò, vi interessa o volete comunque dire la vostra. E direi di partire subito questa volta in questa puntata, non tanto in ambito italiano, ma, in ambito europeo. Insomma, la scorsa puntata era stata molto focus soprattutto la prima parte Italia, questa volta, darò un po' più spazio l'Unione Europea, anche perché vi ricordo che poi tutto quello che succede e si decide in Unione Europea ha ripercussioni anche in, Italia e in tutti i paesi, membri. Questa volta, il, soggetto, di cui andremo a parlare è la normativa green, che appunto sta, ormai insomma di cui si sta discutendo in, Europa. Una normativa green, quindi questo, Green New Deal europeo che sta iniziando a non piacere ai nostri amici tedeschi e infatti la Germania ha chiesto all'Unione Europea di rivedere, scusate, il Green New Deal europeo proprio per andare a favorire le sue imprese. E che cosa ha fatto? Beh, allora a fine agosto il governo tedesco ha presentato un documento a Bruxelles dove gli veniva chiesto di rivedere le regole di rendicontazione legate alle transazioni ecologiche, per esentare dall'obbligo di presentare ovviamente queste rendicontazioni tra le 7.000 e le 8.000 piccole e medie imprese tedesche. In questo documento, che in realtà è stato visionato in anteprima dal Financial Times, è stato chiesto, quindi la Germania chiede di modificare la definizione di piccola e media impresa andando ad alzare l'attuale soglia, quindi facendo passare, quelle che vengon definite piccole e medie imprese da 250 dipendenti a 500. Perché ha chiesto questo? Beh, la richiesta, secondo la, Germania è stata fatta perché si vogliono andare ad alleggerire le imprese, soprattutto quelle più piccole, da ulteriori carichi burocratici, quindi ulteriori rendicontazioni, mentre sono impegnate a combattere l'inflazione, la carenza di personale e soprattutto un mercato globale che, non giriamoci intorno, ma è sempre più, protezionistico. Ma non solo, perché, bisogna anche sottolineare che, la Germania insomma si sta, finalmente accorgendo, che, le imprese dell'Unione Europea stanno lentamente ma inesorabilmente iniziando a perdere il loro vantaggio competitivo verso, l'estero e questo a causa di una serie di normative, come appunto quelle green che, stanno iniziando a essere introdotte, che hanno l'obiettivo, vi ricordo, di raggiungere entro il 2050 i livelli zero di emissioni, che però stanno andando a penalizzare fortemente la nostra industria europea verso, insomma, pensiamo agli Stati Uniti, Cina e anche India, insomma altri paesi e anche nuove superpotenze economiche che stanno iniziando a svilupparsi. L'ipotesi c'è da dire che, ovviamente, non è stata accolta positivamente dai vari funzionari dell'Unione Europea. La Germania ha chiesto perché è stato detto che sono delle modifiche, tardive e su questo c'è da dire che ha ragione, nel senso che c'è stato un iter molto lungo, continua ad esserci, ma insomma la Germania aveva tutto il tempo per svegliarsi e, magari dire prima che c'era qualcosa che non andava, come aveva già fatto comunque l'Italia, vi ricordo.
Secondo addirittura, un eurodeputato socialista francese che ha guidato proprio i negoziati sulle regole di rendicontazione della sostenibilità, aziendale. Secondo lui riaprire il dibattito, su uno degli elementi chiavi della legge appunto sul clima dell'Unione Europea rischierebbe di ridurre in modo significativo l'impatto della direttiva e di andare a penalizzare tutte quelle aziende che in realtà hanno iniziato a riorganizzare le proprie attività per andare a soddisfare i nuovi standard di sostenibilità e rendicontazione. Ma non solo, perché la richiesta della Germania, che è quella di andare a modificare la definizione di piccole e medie imprese, dicono i funzionari, avrebbe poi anche delle ripercussioni su tutta un'altra serie di normative dell'Unione Europea, dove all'interno è contenuto proprio il concetto di piccola e media impresa. E quindi insomma bisognerebbe andare a rivedere anche queste, quindi gli impatti poi di queste nei vari stati membri. Ovviamente sulla questione gli amici tedeschi hanno sentito gli amici francesi, che però c'è da dire che al momento la Francia, non si è particolarmente esposta, nel senso che il ministro delle finanze francese, si è dichiarato comunque favorevole ovviamente di andare a ridurre gli oneri burocratici, ma mi vien da dire chi, non è favorevole ad andare a ridurre gli oneri burocratici, ma ha anche sottolineato che al momento, si è appena iniziato di discutere degli aspetti tecnici, delle possibili ripercussioni di questa proposta tedesca e che quindi per il momento ovviamente la Francia non si va a, sbilanciare. C'è da dire che ovviamente quando la Germania si muove, ahinoi, oppure alle volte per fortuna, insomma molto spesso più ahinoi, ha un potere anche, contrattuale molto forte. E infatti nonostante l'ostilità dei, funzionari, insomma europei, come vi ho, appena, citato, questo non ha impedito alla Commissione europea di iniziare a intraprendere un dibattito su, appunto, la proposta, tedesca. Settimana scorsa infatti è stata segnalata in modo ufficiale la volontà di voler andare a rivedere il numero di piccole e medie imprese che dovrebbero rientrare in questo, progetto di rendicontazione finanziaria sostenibile, che comunque vi ricordo che, attualmente, prevede l'obbligo di fare questo appunto documento di rendicontazione per le piccole e medie imprese, quotate, ma, non hanno l'obbligo di andare a riferire i loro impatti ambientali fino al 2026. Questo non significa che ovviamente tutte le carte burocratiche non si debbono fare, si devono fare. Quindi la commissione ha detto voleva andare a rivedere il numero di piccole e medie imprese, andare a rivedere la tassonomia verde e, cercare di vedere un regolamento che mira a guidare gli investimenti verso attività più rispettose, insomma, dell'ambiente. Andare a vedere tutto il pacchetto green per cercare di, in qualche modo, magari smorzarne un attimo, trovare gli interlocutori, ecco, forse, migliori. L'ipotesi appunto, come vi ho detto, di cui si sta, discutendo secondo appunto quanto riferito dal Financial Times, su cui sta discutendo sta iniziando la discussione in commissione, è quello quindi di andare a, modificare il concetto di PMI inserendo all'interno della definizione di piccole e medie imprese anche la variabile dell'inflazione, quindi in qualche modo per, tentare di andare ad attenuare, appunto la portata, nel caso del carico burocratico per le piccole e medie imprese, ovviamente questa volta vi dico non solo tedesche, ma ovviamente di tutta, l'Unione Europea. Staremo a vedere perché sicuramente il modificare la definizione di piccola e media impresa, inserire il concetto di inflazione e alzare magari il numero dei componenti potrebbe essere comunque, un aspetto molto importante anche per l'Italia e il suo tessuto imprenditoriale, visto che comunque, come tutti noi sappiamo, insomma, la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano è fatto proprio da piccole e medie imprese e da anche eccellenze di piccole e medie imprese. Ma allora, sempre per rimanere nel mondo green, perché insomma, come avevo anche già spiegato più puntate, non c'è soltanto il, green lato imprese, quindi sostenibilità, rendicontazione, eccetera, c'è anche il green, nel progetto appunto Green New Deal, c'è anche poi la, sotto diciamo componente casa. Prima della pausa estiva avevamo parlato con Giorgio Spaziani, Testa di, Confedilizia proprio di
quali potrebbero essere le ripercussioni negative della normativa green dell'Unione Europea, su, in questo caso, il tessuto immobiliare italiano, perché rispetto agli altri paesi europei l'Italia ha una componente immobiliare, diversa, anche per una predisposizione, per una storia culturale. In Italia, siamo ancora molto legati al mattone, quindi abbiamo il sogno di comprare la casa di proprietà, mentre magari nei paesi nordici, hanno più il concetto di magari stare in affitto, quindi i proprietari sono inferiori. Insomma, abbiamo anche un patrimonio storico-artistico, ma anche degli stessi palazzi, insomma basta andare in giro per le vie di Milano o di Roma, storici molto importanti. E la normativa green ovviamente dice, lato casa, che bisogna raggiungere un determinato livello di, sostenibilità energetica, quindi aumentare le classi, energetiche. E ovviamente questo potrebbe, anzi creare dei grossi problemi a livello di: ma chi li paga questi lavori? Vabbè, la risposta già la sappiamo. Comunque, cos'è che vi voglio dire? Allora, vi voglio dire che la normativa green sulla casa europea ovviamente, non è ancora, in atto, però, bisogna fare attenzione su una cosa, nel senso che gli effetti di una normativa possono iniziare a riprodursi, soprattutto i mercati possono iniziare a, in qualche modo, stimare questi effetti ancora prima che una normativa entri nel vivo, no, metta le mani sulle case, ecco, mettiamolo così, degli italiani. E diciamo che qui i numeri purtroppo, e ahinoi, si stanno muovendo, perché l'Istat infatti ha diffuso i dati sul mercato delle case in Italia e la risposta è che queste valgono sempre di meno. Il risultato è che ci sono sempre meno compravendite e i mutui, quelli che sono raddoppiati. La causa un po' ve l'avevo già iniziato a spiegare settimana scorsa, abbiamo il rialzo dei tassi, come avevo già spiegato, l'inflazione, le catene di approvvigionamento delle materie prime, insomma che anche qui dal Covid in poi, non stanno vivendo un periodo particolarmente, brillante. E poi ovviamente c'è anche il problema, la ulteriore causa del progetto della transizione verde dell'Unione Europea sulle case. Piccolo recap per chi si fosse perso la puntata precedente, analizziamo l'inflazione. Allora, il problema inflazione, non giriamoci intorno, la BCE si è mossa troppo tardi. Nel 2021 erano già iniziati, alla fine del 2021, dopo l'estate, verso luglio, i rincari delle materie prime. La Banca Centrale Europea, ha continuato a insistere dicendo che sarebbe stata un'inflazione fisiologica che poi sarebbe rientrata spontaneamente. Non è stato così. Ha continuato ad alzarsi e alla fine, quando l'Unione Europea ha visto che forse stavamo arrivando alla frutta o probabilmente eravamo già all'amaro, allora ha iniziato ad alzare i tassi. Materie prime, come avevo già iniziato a dire, prima del Covid c'è stato un imbuto, insomma, nella catena di approvvigionamento delle materie prime, Cina, insomma, sapete, lockdown, eccetera, eccetera. E poi adesso con la guerra in Ucraina, anche qui la supply chain di certo non sta vivendo un periodo, brillante, anche a causa appunto della guerra, tra Russia e Ucraina. Scusate, ho detto guerra in Cina forse, questo è un déjà vu, comunque scusate, guerra in Ucraina. Dopodiché abbiamo, come vi ho detto, il progetto verde dell'Unione Europea. Che cos'è? Insomma, è un adeguamento della maggior parte degli immobili ai nuovi standard green, quindi cioè alzare la cosiddetta classe energetica. Attenzione però perché, come vi ho detto, i mercati stanno iniziando a muoversi, come vi ho detto i nostri insomma immobili stanno iniziando a perdere di valore, però si sta iniziando in qualche modo a vociferare una sorta, diciamo, di creazione di un mercato di sostituzione, un po' quello delle auto usate, ecco. Che cosa sarebbe? In che cosa consisterebbe? Allora, in teoria si tratterebbe di una sorta proprio di rottamazione degli immobili. Cioè, significa che i grandi proprietari immobiliari, quindi quelli che hanno il capitale, venderebbero delle classi scusate, delle case nuove, con delle classi energetiche particolarmente alte, quindi parliamo della A, la B, la C massimo, e in cambio, vien da ridere dire in cambio, riceveranno in permuta le case vecchie che hanno un livello energetico basso, quindi insomma quelle dopo, la C. Quindi quale sarebbe il risultato? Che sarebbero le grandi società, e non lo Stato, a investire nella ristrutturazione del patrimonio edilizio,
per poi una volta che hanno avuto ovviamente le case, diciamo vecchie, quindi con una bassa qualità energetica, risistemarle e rivenderle a un'alta classe energetica, insomma ad altri proprietari e così via. Qual è il problema? Che, vi dico soltanto questa cifra e da lì insomma potete capire voi. In Europa abbiamo il 25-30% delle abitazioni che gestite da capitali istituzionali che offrono abitazioni di qualità, in Italia siamo appena al 5%. Ecco, quindi questo anche nel caso in cui dovessero intervenire i privati, per l'Italia potrebbe essere un grosso, anzi grossissimo problema di cui il governo si dovrà iniziare a occupare, a meno che non vuole dare altri bonus, ma anche qui forse non sarebbe la soluzione migliore. Allora adesso, abbiamo fatto una prima carrellata per quanto riguarda l'energia. Prima di andare in pausa però, vi voglio dare un'altra piccola chicchetta, sempre lato green, questa volta, più focus, Italia. E perché io non so quanti di voi si sono accorti di una notizia questa settimana. Allora, adesso la sto prendendo molto alla larga. Chi mi ha seguito anche nella stagione scorsa sa che io ho fatto un paio di puntate sul tema del nucleare e, in Italia è un tema molto delicato, che a volte, porta anche, legate delle notizie false e che molto è legato soprattutto al sentimento di paura. Insomma, abbiamo fatto diversi incontri e interviste a esperti che hanno invece spiegato, determinati aspetti anche positivi e anche di sicurezza dei nuovi impianti, eccetera. Ma perché tu dici ci stai facendo tutto questo giro di parole? Arriva al dunque. Il dunque è questo: che questa settimana c'è stata una prima riunione della piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile. Ebbene sì. E l'obiettivo prioritario è quello proprio di andare a sviluppare nell'arco di alcuni mesi delle linee guide e una roadmap con un orizzonte al 2030 e al 2050 per seguire e coordinare gli sviluppi delle nuove tecnologie nucleari nel medio e lungo termine, con una particolare attenzione agli smart modular reactor e ai reattori di quarta generazione e comprenderne le possibili ricadute di queste tecnologie in termini di sicurezza e costi e benefici del sistema. Ora, la domandona è: ma chi mai avrà detto queste cose? L'ha detto un esponente del governo. Lo ha detto il ministro, scusate, dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Picchetto Fratin, e l'ha detto proprio in un'interrogazione al Senato. Quindi questa piattaforma di cui insomma vi ho detto, questa piattaforma nazionale per il nucleare, sostenibile, è tra l'altro realizzata con il supporto di Enea e RSE, ha proprio l'obiettivo di andare a definire dei tempi certi in cui, l'Italia potrà iniziare a riprendere a usare in modo anche sicuro il, nucleare e soprattutto andare anche a valutare altre opportunità di crescita di questa, filiera nazionale che già opera nel settore. Io non so se vi ricordate, ma in una delle ultime, puntate appunto fatte con, il professore del Policlinico scusate, del Politecnico, Ehm, questo ci aveva appunto anche raccontato un aneddoto molto simpatico dove, per andare a sottolineare come la nostra filiera del nucleare in Italia è molto attiva e addirittura aveva anche salvato non so quante, centrali nucleari francesi perché era riuscito a creare, a costruire insomma un pezzo che era, fondamentale per le centrali nucleari francesi, in tempi comunque certi e soprattutto di ottima qualità. Quindi questo per andare appunto a sottolineare che in realtà il nucleare e la ricerca nel nostro paese nonostante tutto continua e adesso parrebbe che insomma il governo stia iniziando a muoversi anche da questo punto, di vista. Credo soprattutto in ottica anche di, indipendenza dal punto di vista energetico. Come sappiamo comunque, insomma abbiamo sentito e anch'io ho ripetuto la nausea, c'è ancora una dipendenza dalla Russia e le energie sostenibili sono sicuramente una strada, ma non possono essere da soli, cioè non sostengono da soli l'indipendenza energetica di un paese. Ci vorrà sempre a fianco una fonte energetica, tra virgolette, "sicura". Perché la domanda è: ma perché ci potrà essere sempre l'inverno più rigido e nell'estate precedente, non so, è stata adesso insomma andiamo per non so, c'è stato poco vento, c'è stato poco sole e quindi di conseguenza, come sappiamo, le energie sostenibili, eolico, solare, insomma tutto quello che vogliamo, dipendono molto dalla natura e dai fenomeni atmosferici e noi non controlliamo, grazie al cielo direi,
la natura e i fenomeni atmosferici. Comunque, allora, brevissimi sul nucleare, adesso andiamo in pausa. Ci vediamo e ci sentiamo dopo la pausa e iniziamo ancora a parlare di alcune novità lato appunto Consiglio dei Ministri e non solo, a breve. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo. L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Bene, allora eccoci di nuovo in onda. Per chi si fosse appena collegato, io sono Giorgia Pacione di Bella e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo fatto una carrellata tra Unione Europea e poi una piccola chicca italiana per quanto riguarda il mondo energetico. In questa seconda parte ci concentreremo molto di più sull'Italia, sui probabilmente i nuovi provvedimenti che saranno presi, e ci saranno anche novità appunto sempre lato energetico, ma nel contesto del caro prezzi. Vi ricordo, come avevo già detto, che se volete intervenire potete chiamare lo 02 92 94 7222 oppure scrivere un WhatsApp al 346 642 7756. Allora, che novità ci aspettano settimana prossima? Settimana prossima probabilmente sarà una settimana ricca.
perché c'è sicuramente un Consiglio dei Ministri il 25, quindi lunedì, ma probabilmente ce ne sarà un altro il 28, quindi di giovedì. Ma iniziamo da quello del 25, perché quello del 25 in realtà dovrebbe contenere dei provvedimenti insomma molto importanti che riguardano la benzina, l'energia e soprattutto il potere d'acquisto delle famiglie. Questi appunto sono i temi su cui il governo sta lavorando e insomma cercherà di dare delle risposte nel Consiglio dei Ministri di settimana prossima. Vi ricordo che questa ipotesi è stata anche confermata tra l'altro dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso al margine appunto di un convegno che ha proprio specificato come i provvedimenti sul caro energia lui pensa che insomma si potrebbero andare a configurare già nel prossimo Consiglio dei Ministri dopo l'incontro coi sindacati, perché vi ricordo che ieri c'è stato il primo incontro coi sindacati sul tema appunto caro vita, un incontro che insomma un po' di chiaroscuro, mettiamo così, perché ci sono appunto sindacati non sono molto uniti. mhmm una parte dice che il governo sta facendo troppo poco, vorrebbe insomma un percorso più incisivo, vorrebbero dare a mister Prezzi anche il potere di sanzionare. Il mister Prezzi vi ricordo che è insomma è quell'organismo che è stato messo in atto per andare a controllare se ci sono scorrettezze nello stabilire appunto i prezzi, e dall'altra parte invece altri sindacati che dicono insomma che tendono in qualche modo una mano al governo, dicono sicuramente stanno facendo dei passi, però di mettere magari in campo una cabina di regia unite, quindi sindacati, governo e imprese, per cercare di risolvere insieme il problema caro prezzi e quindi dare più sollievo alle famiglie. Comunque, a parte appunto l'incontro con i sindacati, vi preannuncio che molto probabilmente le misure che andranno nel prossimo Consiglio dei Ministri del lunedì, non aspettatevi niente di eclatante, perché la maggior parte saranno il rinnovo di bonus già esistenti, anche perché alcuni sono in scadenza, e soprattutto saranno focalizzati quasi esclusivamente, mi azzarderei di togliere anche il quasi, lascerei solo esclusivamente alle famiglie più in difficoltà. Per il caro benzina, insomma, l'ipotesi che ormai circola, ed è quella più accreditata, è quella di concedere un ulteriore bonus ai nuclei familiari ovviamente più disagiati. Si parla di circa 80 € al mese, una cifra che potrebbe essere caricata direttamente sulla carta. Vi ricordate la carta dedicata a te? Quella carta che era stata fatta quest'estate, che aveva dato una tantum di 382,50 € per acquistare soltanto i beni ehm, alimentari, e quindi si era già individuata una platea, no, che erano tutte quelle famiglie con un ISEE fino a 15.000 €. Si pensa, quindi sono circa 1,3 milioni di famiglie, si pensa di quindi dare questi altri 80 € al mese sempre a questa platea di beneficiari, quindi a questi 382 € si andrebbero ad aggiungere 80 € che questa volta sarebbero ovviamente questi 80 € da spendere soltanto nella categoria dei carburanti. Da sottolineare però che sia la platea dei beneficiari che l'importo di 80 € sono stati ridotti, perché inizialmente per esempio l'importo di cui si discuteva era più intorno ai 150 € e anche si voleva ampliare la categoria di beneficiari, ma avendo scarse risorse il governo, quasi con la massima certezza, dovrebbe andare a rivolgersi soltanto appunto a questa platea di chi ha già la carta dedicata a te. Per quanto riguarda le entrate in vigore, in realtà qui si pensa che dovrebbe essere abbastanza celere, perché insomma il meccanismo è già stato rodato, la platea c'è già, e quindi di conseguenza gli 80 € dovrebbero essere accreditati su questa carta già a inizio ottobre, per poi iniziare a tamponare appunto la situazione del caro carburanti. Per quanto riguarda il caro energia, anche qui settimana prossima, il 25, avremmo delle novità, insomma avremmo un rinnovo, perché vi ricordo che il 30 settembre scade, era stata già prorogata le agevolazioni per i nuclei più poveri,
questa agevolazione scadono il 30 settembre e quindi probabilmente questi bonus e più che altro agevolazioni per i nuclei più poveri saranno riproposte, quindi rinnovate anche nel prossimo CDM di lunedì. Quindi insomma non grandi novità, però insomma delle misure che potrebbero in qualche modo andare a, mettiamo così, ridare un sollievo a questa insomma classe sociale. Scusate un attimo, vi volevo parlare sempre in tema di CDM, arrivo, di del decreto appunto sul, me lo sto perdendo, niente, sto perdendo pezzi signori, in onda sto perdendo pezzi, no, ma adesso ve lo ritrovo. Sugli affitti brevi, perché anche qui ci sono delle novità importanti, potrei dire poco simpatiche, per appunto proprio come il eccolo qui, scusate ma questa è la vecchia che avanza, ieri ho compiuto gli anni e già si vede l'anno in più, perdonatemi. Allora, come vi avevo detto, vi volevo parlare delle locazioni turistiche, quindi delle norme sugli affitti breve, perché come avevo detto ci sono 2 consigli dei ministri, il primo lunedì e un altro molto probabilmente ci sarà giovedì. In quello di lunedì focus, insomma, non grandi novità, insomma, per dare una mano a questa alle famiglie appunto più disagiate. Il secondo consiglio dei ministri giovedì, nel secondo consiglio dei ministri, ecco, potrebbe andare a ricadere la questione degli affitti brevi, locazioni turistiche, eccetera, eccetera. Ehm, Non molto buono questa cosa. E perché? Allora, la questione sulle norme degli affitti brevi è una questione che è molto dibattuta e soprattutto che, io personalmente non condivido, reputo che ovviamente sia molto scorretta nei confronti dei proprietari di seconde o terze case, la maggior parte insomma ereditate o alcune magari anche comprate coi propri risparmi, e che sia nettamente a favore degli albergatori. Sempre anche qui ne avevamo già parlato, vi avevo anche già spiegato che avevo intervistato un albergatore, tra l'altro, che aveva un ristorante e un hotel a Como Lecco, e quello che era emerso, adesso non sono una persona diplomatica, quindi non vado neanche sul sottile, era che loro si volevano scegliere il turismo e tendenzialmente quello che volevano andare a ehm, loro dicevano: "Dobbiamo capire che turismo vogliamo attrarre", e la soluzione era attrarre il turista medio americano che insomma si fa anche 3, 4 giorni su Como Lecco e è disposto a spendere anche 5 € per un caffè, quindi il turismo di lusso. Mi aveva anche detto questo albergatore che secondo lui si sarebbe dovuto proporre mettere in atto una sorta di tassa per chi andava in giornata con i pullman, e qui mi fermo. Comunque, aperta e chiusa parentesi, perché cosa sta succedendo sulla norma degli affitti brevi? Il peggio del peggio. Partiamo dal fatto che il Ministero del Turismo è uscito allo scoperto. Ora io non so se ha fatto bene o male, reputo che ha fatto più male che bene, nel senso che, si ipotizzava già diversi giorni fa che il Ministero del Turismo stesse appunto lavorando a una vera e propria accelerazione nei tempi di approvazione su il testo degli affitti brevi e come. L'ipotesi era quella di trasformare l'attuale disegno di legge, che vi ricordo il disegno di legge ha un iter legislativo abbastanza lungo, quindi c'è anche un confronto in Parlamento, può essere modificato, eccetera, trasformare appunto l'attuale disegno di legge in un decreto legge. Il problema del decreto legge è che accorcia nettamente i tempi per appunto la sua pubblicazione in Gazzetta, e quindi accelerando molto i tempi si taglia anche tutta la parte del dibattito. L'ipotesi, vi dico, che appunto il Ministero del Lavoro, il Ministero del Turismo ha svelato, appunto è uscito allo scoperto, perché è stata confermata ieri proprio da Gianluca Caraman. Voi direte: "Ma chi è?" È semplicemente un deputato di Fratelli d'Italia, ed è uno stretto collaboratore della ministra del turismo Daniela Santanchè, che ovviamente ha fortemente voluto questa norma sugli affitti brevi. E infatti Caramanna ieri ha proprio dichiarato come in realtà
la questione del decreto legge è addirittura d'arrivo, quindi non è un'ipotesi campatinaria, no, è proprio addirittura d'arrivo, e lui dice: da quel che mi risulta il testo sarà pronto a giorni. Si tratta di un decreto molto importante per andare a regolamentare un settore che in questi anni, lui dice, ha vissuto nel più completo Far West. Quindi questo per dirvi che molto probabilmente non entrerà nel Consiglio dei Ministri del 25, probabilmente in quello del 28, tutti noi speriamo di no. E quindi, non so, accenderemo un cero, faremo qualcosa. Comunque, qual è la questione? Che sul decreto affitti brevi, nei giorni scorsi, tra l'altro, quando c'è stata anche questa accelerazione nel voler appunto trasformare il disegno di legge in un decreto, le varie associazioni del settore hanno scritto al Ministero del Turismo un documento dove andavano a evidenziare punto per punto tutte le varie criticità che erano contenute dentro questo documento degli affitti brevi. E le criticità, insomma, sono quelle che un po' tutti conosciamo noi, cioè il fatto che ci sia il vincolo della durata che non può essere inferiore alle 2 notti consecutive, fatta eccezione, a me vien da ridere quando leggo certe cose, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la parte che appunto che affitta sia fatta da un nucleo familiare con almeno 3 figli. Ora io mi permetto di dire una cosa, perché ma si può essere così ossessionati dai figli? Perché io capisco andare a proteggere la natalità e va benissimo. Capisco e va ed è un tema che secondo me deve essere trattato a parte con politiche ad hoc. Ma può essere che tutte le misure bisogna inserire con figli? Adesso con minimo 3 figli. Ma adesso scusa, adesso apro una parentesi perché questa cosa a me manda letteralmente ai matti. Non riguarda solo questo governo, c'è da dire, riguarda questo governo, diciamo, che sta calcando particolarmente la mano, perché anche su Opzione Donna ha inserito nella scorsa legge di bilancio che c'era lo sconto, quindi andavi prima in pensione se avevi un figlio o addirittura 2 se ne o con 2 anni prima se ne avevi 2, no, della serie che le donne che magari non hanno potuto avere figli perché magari non hanno potuto, cornute e mazziate. Cioè non solo il dolore di dire: "Non ho potuto avere figli", eppure questo mi ha anche penalizzato. A parte la poca delicatezza che viene a dire meno, molto meno, ma soprattutto l'altra cosa, e lasciatemi fare questo piccolo sfogo, che ribadisco riguarda questo governo, ma anche tutti quelli precedenti, quindi quello Draghi, quello tutti, non se ne salva uno per me, è questa cosa che i single non vengono considerati. Cioè i single sono dei cittadini di serie B in Italia ed è sempre stato così. Mi ricordo addirittura, mi sembra proprio nel governo Draghi, che c'era stata un'agevolazione dove io dicevo: "Bah, ma, in che senso?" Aperta e chiusa parentesi, non sono single, per cui non sto facendo un discorso personale, altra cosa da sottolineare, dove si andava a dare un'agevolazione per tutte le, giovani coppie sposate che si compravano casa e lì c'erano appunto delle diverse agevolazioni fiscali, che va benissimo, ma io dico, ma il povero single che vuole uscire di casa, dal nido dei genitori, che ogni anno escono statistiche dove, gli italiani mammoni non vogliono uscire di casa, stanno insieme ai genitori fino ai 40 anni e bla 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 bla. Ma a questi poretti, ma li si vogliono dare delle agevolazioni o no? Un singolo con uno stipendio da singolo che si vuole comprare casa o ha le disponibilità economiche o alle spalle una famiglia che può aiutarlo, se no e niente. Boh, fai quello che ti pare, vedi un po' se riesci a campare. Quindi questo piccolo sfogo perché, ribadisco, questo governo calca su questa cosa, no, se hai 3 figli, 4 figli, sei una squadra da calcio da mantenere, però ribadisco, i single sempre cittadini di serie B. Perfetto. No, l'importante è comunque saperlo da che parte si sta. Comunque andiamo avanti, dopo chiudiamo questa parentesi. Quindi che cosa non va in questo decreto delle locazioni? Il fatto appunto che si deve stare per forza per 2 notti consecutive, a meno che hai una famiglia con 3 figli, oppure c'è l'obbligo per chi affitta, di diventare dei propri imprenditori. Già. E quindi con tutte poi, insomma le scartoffie burocratiche, soprattutto tasse e adempimenti che si devono avere e, infine bisognerebbe anche andare a dotare il proprio appartamento di tutti quei
dispositivi di sicurezza o gestionali che noi vediamo quando andiamo in una qualsiasi struttura professionale o insomma in un hotel. Ehm, a parte la follia, ma ovviamente è abbastanza ovvio che si tratti di una, diciamo, dichiarazione di guerra agli affitti brevi, che tra l'altro io vi ricordo sono già normati da una disciplina che va a consentire a chiunque, a qualunque privato cittadino che insomma ha deciso di affittare una stanza o il proprio immobile che magari è stato ereditato, come la maggior parte delle volte avviene, oppure è stato comprato con i propri risparmi, insomma, di poterlo gestire e affittare sempre nei limiti della legge, insomma, a chi vuole e come vuole, no? E la cosa che lascia un po' in realtà stupefatti di questo decreto è che si vanno a mettere sullo stesso piano, sia appunto chi da privato affitta magari per periodi brevi, che può essere adesso è appena finito il periodo estivo, magari per il periodo estivo o qualche weekend durante l'anno il proprio immobile, a chi in realtà ha un'attività economica e imprenditoriale vera e propria, come può essere quello per esempio degli alberghi o di qualsiasi altra struttura professionale. Quindi insomma una norma che va a scoraggiare chi ha ereditato magari una casa, che tra l'altro vorrei anche ricordare che sulle seconde case come si pagano le tasse. Cioè, questo piccolo dettaglio che viene sempre omesso, si pagano le tasse e sono anche molto care, perché, se uno ha insomma una seconda casa a Milano, in un centro come Milano-Roma, non sono così basse le tasse, sono molto alte, ma soprattutto tendenzialmente anche quando si hanno seconde case nei piccoli paesini, nei comuni più piccoli del centro o magari del sud, anche lì la percentuale di tassazione non è bassissima. Quindi magari così, io lo lancio così questo suggerimento, una persona quella casa lì cerca di affittarla, anche magari così solo per recuperare le tasse che deve pagare, quindi non è che lo fa a scopo di lucro. Dice: "Vabbè, pago", sto adesso dicendo cifre a caso, non so, ehm, 300 € l'anno di tasse, l'affitto giusto quei 7, 8, adesso non lo so, weekend, per andare a cercare di recuperare quella somma lì. Quindi alla fine entrate e uscite uguale ricavo 0. Così anche questa io la lancio lì, perché quando si fanno le norme viene da dire bisogna un minimo essere collegati con con la realtà, no, perché tu fai una norma che va a penalizzare chi ha una seconda o una terza casa e lo vai a paragonare, a me viene la follia che uno deve diventare imprenditore o mettere gli impianti antincendio dentro una casa di montagna che magari affitta 4 volte l'anno. Ma che cosa c'è nel cervello? Cosa? No, non dico, mi sto autocensurando stamattina, mi sto autocensurando. Ma di più vi dirò, perché se effettivamente il Ministero del Turismo dovesse andare avanti in questa sua strada, cioè quella di tramutare il disegno di legge in un decreto legge, questo sarebbe un grosso problema per tutti quegli italiani appunto che hanno avuto l'ardire di ereditare o addirittura comprare con i propri risparmi una seconda casa. E perché? Perché adesso ve lo dico, perché essendo che il decreto legge ha valore di legge ed è adottato dal governo, in teoria, no, ma questo è solo in teoria, il decreto legge si adotta soltanto in casi di straordinaria necessità e urgenza. Ora io vorrei capire, in un decreto sugli affitti brevi, ma quale causa di straordinaria necessità e urgenza c'è? Quale? Io qualcuno me lo scriva, mi scrivi: "Guarda, la causa è questa". Non so, sta finendo il mondo e noi non lo sappiamo? Stanno arrivando gli alieni che ci ruberanno le case? Non lo so, ditecelo perché, questa necessità e urgenza non si è ben capito. Comunque qual è il problema? Essendo valore di legge, il testo viene pubblicato direttamente in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore o il giorno stesso o quello successivo alla pubblicazione. Questo che cosa significa? Significa che dall'oggi al domani tutti quelli che hanno una seconda casa, che hanno appunto affittato, sono obbligati a rispettare tutti gli obblighi e le necessità burocratici e imprenditori e a norme antincendio e quello che è a destra e a sinistra, perché si devono adattare appunto in tempo record. Tra l'altro con questo provvedimento non ci sarebbe neanche il tempo, diciamo, tecnico per potersi adattare, non è che uno poi magari dice: "Non voglio", però non si può manco tempo che invece ovviamente ci sarebbe
se si proseguisse con l'iter del disegno di legge, no? Che prevede la possibilità di inserire anche delle modifiche, delle limature, insomma all'interno del testo da parte del Parlamento. Una volta limato e un attimo dato dei correttivi, il testo poi dopo finirebbe in Gazzetta Ufficiale e produrrebbe i suoi effetti. Ora staremo a vedere come anche in questo caso va a finire, però il dubbio è che forse non ci si vuole molto confrontare. Allora, aspettate un attimo che mi è stato passato il tablet perché c'è un ascoltatore che ha scritto: "Chiedo un attimo Fede". Fede, l'ultimo messaggio, giusto? Sì. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: "Una dichiarazione di guerra alla proprietà privata perché pone limiti al suo utilizzo, in linea con la tendenza del green reset". No, del great reset, del grande, riassetto. Ora, sì, in effetti è una vera e propria, dichiarazione di guerra alla proprietà privata, sì, che ricordo essere in Italia, anche prima, insomma, l'ho detto, noi abbiamo una cultura molto forte, legata alla proprietà immobiliare, ma, non è neanche così strano che si ereditano immobili, da parte dei genitori, da parte dei nonni, degli zii, cioè non è una pratica così, strana che dici: "Ah, ce l'hanno solo i ricchi, ereditano i castelli", insomma è una cosa normale, no, come può essere normale che uno dice: "Magari non voglio vendere la casa, di famiglia perché ci sono cresciuto, perché sono legata dal punto di vista emotivo, la voglio tener lì". E già su questa comunque ribadisco e risottolineo per ottocentesima volta si pagano le tasse, si pagano anche tasse alte, no, se poi uno dice: "Beh, magari non so, la voglio affittare 3 weekend l'anno", per quei pochi weekend che uno l'affitta deve passare per essere imprenditori, per mettere l'impianto antincendio, per fare obblighi, mi sembra un po' la follia. Ecco, quindi, va bene normare un settore, va bene cercare di, evitare l'abusivismo, ma forse, ribadisco, una connessione diretta con la realtà sarebbe cosa gradita e buona, per non fare norme che in realtà vanno a privilegiare una classe piuttosto che un'altra. E qui insomma, non voglio andare oltre perché, insomma, spero che comunque 1 che non finisca nel Consiglio dei Ministri perché sarebbe abbastanza, imbarazzante, e 2 che si continui nell'iter del disegno di legge, che è quello su cui dovrebbe, viaggiare questa norma. Perché ribadisco il decreto, qui non c'è necessità di urgenza o altro. Insomma, staremo a vedere se magari, che poi dico, dopo le ferie in teoria uno dovrebbe essere più rilassato, aver le idee più chiare. Qui niente, va bene. Ma, cambiamo argomento su. Cambiamo argomento così un attimo ci distraiamo dalla proprietà privata che adesso sembra diventare il nuovo capro espiatorio di tutti i mali dell'Italia, no, poi dopo si parla di overtourism, c'è troppo turismo, non riusciamo a gestire i turisti, poi si vanno a vedere i mezzi di trasporto così e ci sarebbe tanti di quei lavori da fare che la metà bastano, però il problema è l'overtourism del turista che ha l'ardire di andare lì a farsi solo magari il sabato o la domenica pomeriggio, di ha l'ardire addirittura ancora di più di entrare solo in un bar a prendere un caffè e magari si porta anche il pranzo a sacco. Mamma mia, proprio ribelli, ribelli gli italiani, pazzi. Vabbè. Poi dopo però ci si lamentava che durante il Covid la gente non usciva. E però lì vi piaceva, no, il fatto che ci fosse il povero italiano che andasse a prendersi il caffè al bar. Va bene dai, andiamo avanti. Allora, un argomento che invece non eravamo riusciti a trattare la settimana scorsa, perché insomma anche lì pieno e ricco di, notizie, e devo andare velocissimo perché siamo in chiusura, quindi inizio a darvi anche qui una breve chicca, era la manovra. La manovra che, vi ricordo, che il presidente di Confindustria Carlo, Bonomi ha chiesto insomma a più voci, ma insomma Confindustria chiede sempre questo, un taglio appunto del cuneo fiscale, più che altro una riconferma. C'è da dire che questa in teoria è anche una priorità insomma del governo, anche il governo vorrebbe riconfermare il taglio sul cuneo fiscale. Ci dovrebbero essere anche alcune novità lato appunto pensioni per giovani e donne, soprattutto perché vi ricordo che
se non si fanno delle norme, oppure insomma se non si mettono in atto delle o si riconfermano insomma quelle di adesso lato pensioni, ritorna la Fornero nel 2024. Quindi anche qui sicuramente ci dovranno essere delle riconferme per quanto riguarda opzione donna, APE sociale, eccetera, eccetera. Potrebbero esserci anche alcune novità per i giovani, perché il problema dei giovani, questo è un tema su cui, devo dire i sindacati hanno, puntato molto l'attenzione, è il lavoro precario, cioè il fatto che si inizia a lavorare tardi, si hanno stipendi bassi, si hanno s molto spesso si cambia o comunque si lascia, il lavoro o si resta a casa e tra un impiego A e l'impiego B passa un arco temporale molto ampio e quindi questo influisce anche sul versamento dei contributi e di conseguenza andando nel lungo periodo anche sulla possibilità magari di andare in pensione prima. Quindi ci sono tanti, nodi che, probabilmente il governo affronterà in questa legge di bilancio, probabilmente come ha anche detto Giorgetti, vi ricordo, i ministeri non potranno proporre di tutto perché le risorse insomma sono quelle che sono, e quindi, in sostanza la coperta è corta, bisognerà capire a chi concedere di più, a chi concedere di meno e, dove appunto, trovare le risorse necessarie per cercare di fare alcune invece, norme che sono fondamentali. Penso appunto, come l'ultima che vi ho detto, quella delle pensioni, in realtà non solo direi giovani e donne, ma in generale, insomma per tutti. Da dire che sulle pensioni ci dovrebbe essere un discorso molto più strutturale che però al momento, non è ancora, stato messo in campo, o meglio gli incontri con i sindacati son stati fatti, ma non c'è ancora niente di definitivo. Ma questo sarà un tema che l'andremo a approfondire meglio settimana, prossima, anche per dare più spazio, perché è un tema, troppo importante da liquidare insomma in, 3 minuti. Allora, noi siamo arrivati alla fine, di questa appunto, puntata. Io ringrazio tutti coloro che hanno scritto, insomma ho potuto leggere il messaggio di quell'ascoltatrice, ma ce ne sarebbero degli altri. Comunque vi ringrazio moltissimo. Io vi do l'appuntamento per sabato prossimo e vi auguro un buon weekend. Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's